Siena bugie che fai mo stai chiagnendo da stringhi in da sti braccia e da nasco una faccia per non ti faccio guardare e chi si stato non mi importa niente a me basta soltanto che mi ami non me ne importa tu passato tu ti voglio come sì. Fino adesso abbiamo parlato di tutto tranne che di te. Di me sai tutto ormai. Ho un figlio di 13 anni. È studente. E una moglie? Sono vedovo. Mia moglie morì quando Sal aveva circa un anno. Quindi lui non l'ha mai conosciuta? No, mai. E non ti chiede mai della mamma? Sì. Sì, qualche volta. Sento una gran voglia di dirti che avrai un successo strepitoso. Grazie. Voglio crederci anch'io. Anche se la canzone è stata la causa di tutti i miei guai. Ti vuoi bene? Allo? 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 Madonna! Nascini che può scrivania! Allo? Allo? Allo, Sinalo! Perché? Magari mi sa scegli coppa a tavola! Ma allora non hai capito che ho voluto sostituire la tua segretaria, eh? L'ho fatto per piacerti, perché ho capito che tu preferisci le ragazze moderne con le minigonne e io ho voluto vestirmi così. L'ho fatto per piacerti. Ma chi lo so che soldi tu hai che mi piacerà a me? Come hai detto? Sei proprio tu che mi piaci. Così come sono, naturale, Proprio così. senza questi fronzoli. Come sei? Ma però tu però non ti devi vestire più così, perché nemmeno tu sei normale. Mica ci si veste così all'età tua. Non ti preoccupare, che i soldi tu hai dove dall'aldero. Allora ci puoi contare, tutto quello che tengo, tutta roba mia, o metto mano a te. E tu ti cambiano bene e tu come a te. Buongiorno, Dollinu. Buongiorno. Buongiorno Mario. Buongiorno. E chi è questa signora? Buongiorno. Stiamo facendo un film, eh? Tarzan e la sua scimmia. Sì, sì, io sono Cita. A sua maestrata. Ho scherzato, io sono la sua segretaria. Anzi, la sua comproprietaria. Allora, nei soldi. Io faccio lo che te, Mario. Lei non sono venuto per fare quella famosa partita a scopa. Scopo anch'io? No, tu no. E perché no? No, tu no. E perché no? Perché no? E perché no? Perché no? Perché sì. Perché no? Andiamo giro, voglio che stanno manicomi. Arrivederci, stanno buono. Non puoi venire. Non puoi venire. Li devo fatta rispettare. Perché ho detto no. No, no. Sapore di menta, così trasparente, tu goccia di pianto, mia piccola amante, capriccio d'estate che già se ne chiude, sapore di menta, o per labbra mi sente.
menta, così trasparente, da riga esultante. Ricordati di me. Certo che zio Corrado è felice con te. Me lo confida spesso con sommessa gioia. È molto caro e io gli voglio un gran bene. Lo sai che anch'io voglio bene a un uomo più grande di me. L'ho conosciuto in una discoteca. Sapessi com'è dolce, specialmente quando canta. Come? Quando canta? Mhm. Sì, perché è un cantante. E come si chiama? Si chiama Mario. Un bel nome, no? Però è sposato. Ah, è sposato. Però è vedovo, con un figlio. E tu accetti questa relazione? Certo. Poi credo che accetterò anche di sposarlo. Ti ha proposto il matrimonio? Presto mi farà conoscere anche suo figlio. E pensi che potresti vivere con la paga di un cantante? Credo di sì, anche perché i suoi genitori possiedono un grande mobilificio. Suo padre è tornato da poco dall'America. Stanno bene, insomma. Spero proprio che sia vero. Ma che c'è? Sembra quasi che ti dispiaccia. No, che dici? Anzi, spero che me lo farai conoscere presto. Ma certamente. Anzi, un'idea. Domenica Mario viene a casa mia. Perché non porti anche zio Corrado? Così potrete conoscerlo tutti e due. Ma certo. Facciamo proprio così, conosciamolo. Allora, Sal, ti piace nuotare? Sì, molto. Certo, sarebbe meglio il mare. Ma dimmi, Sal, vai bene a scuola? Abbastanza. E chi ti aiuta a fare i compiti? Nessuno. Papà qualche volta quando ritorna presto. Lo sai che sei un ragazzo sereno. Senti la mancanza della mamma? Sì, ma sarà ancora per poco. Così mi ha detto papà. Ma allora papà ti ha parlato di me. Che forse sarò io per te come una mamma. Ma io ce l'ho già la mamma. È partita tanti anni fa, ma tornerà. E presto. Vero, papà? Senti, fammi una cortesia. Sì. Io non ho trovato le sigarette. Vale a prendere tu, vai. Che cos'è questa storia? Sai, non ho avuto mai il coraggio di dirgli la verità. Ma al più presto dovrò cancellare questa innocente bugia. Oh, scusami. Per un momento avevo temuto che tu mi avessi mentito. Non potrei mai sopportare un uomo che mi inganna. Diventerei una belva. Credimi, non ti ho mai ingannata. Ah, eccolo finalmente. Ah, che avevi paura che non venisse. È Mario. E invece è venuto. Questo è Mario. Oh, ecco del fortunato. Lei è mia zia Daniela. Sono felice di questo incontro. È un piacere. Con rispetto. E questo è zio Corrado, Il piacere è mio. suo marito. Beh, siccome i miei genitori arriveranno tra un'ora, è meglio che ci sediamo, non ti pare? Certo, lei si mette là. Grazie. Ecco, lei si mette qui vicino a me. Ecco, e poi ci dirà che cosa gradisce. Va bene? Paola mi ha detto che i suoi genitori sono tornati da poco dall'America e che suo padre possiede un grande mobilificio. Anche lei si interessa di mobili? No, faccio il cantante. E guadagna abbastanza per dare una certa agiatezza. Sì, guadagno benino. Quindi il lavoro le va bene. Non mi posso lamentare. Lei è proprio napoletano? Sì, sono sempre vissuto a Napoli. Mia nipote dice di aver saputo da lei che è vedovo. È vero? Sì. Mia moglie è morta 12 anni fa, quando mio figlio aveva circa 1 anno. Non ha mai conosciuto la mamma. Beh, lei ci deve scusare per tutte queste domande, ma sa, io e mia moglie non abbiamo avuto figli e ci teniamo molto alla felicità di Paola. Ma sì, basta con queste domande. Sembra un interrogatorio. Cosa volete bere? Sapore di menta, così trasparente, lo goccia di pianto, mia piccola amante, capriccio d'estate che già se ne aiuta, sapore di menta, che per labbra mi sente.
l'acqua salata, sta quella bronzata m'ha fatto impazzire, e se ripassate ballando con te, rimane se parta, torniamo in città. Ma sti vacanze sono fornute già, e a scuola noi dobbiamo ritornare, l'ultimo voto noi ci amava sta, io e te, sapore di menta, così trasparente, da riga soltanto, ricorda di me. Ma ti rendi conto di che cos'è stato capace quell'individuo? Sì, ma adesso stai calma, sai che non voglio vederti nervosa, eh? Per te è facile stare calmo. Non è né facile né difficile. Voglio solo fare una cosa. Comprarti quella villa in Sardegna che ti piace tanto. E così andrai a riposarti un po', eh? E non penserai più a niente, va bene? Potrai portare Sal se vuoi. Ormai le scuole sono finite. Tu lo sai quanto mi piacerebbe averlo per casa. Ti va? No, non voglio la villa in Sardegna, ma voglio avere il piacere di punire quell'individuo. Prima ha preso in giro me e ora con una faccia tosta incredibile vuole sposare anche tua nipote. Ma ti rendi conto? Lo conosco bene io. La vuole sposare perché ha saputo che è ricca. Deve avere una lezione. Così anche il figlio capirà che razza d'uomo è suo padre e passerà dalla mia parte. In fondo sono sua madre, no? E ha il dovere di starmi a sentire. Hai ragione, farò tutto quello che vuoi. E ci aggiungerò di mio. Vedrai che stavolta la finirà e per sempre. Bene, e una lezione gliela do io. Lo faccio licenziare. Così vedremo che fine farà senza lavoro. Quel buon a nulla. Ciao, Mario. Buongiorno. Ma che è successo, signor Rubino? Il proprietario del locale dove ti esibisci vuole sostituirti con un altro cantante. Ma com'è possibile? Io speravo tanto nel rinnovare il contratto. Me l'hanno fatta sempre capire. E adesso come faccio senza lavoro? Mi dispiace, ma per il momento non ho altre scritture da offrirti. Ci vuole pazienza. Semmai vedremo il mese prossimo. Adesso ti saluto, mi aspettano, devo andare. Arrivederci. Pronto, Daniela, sei tu? Posso venire? Certo che puoi venire. Adesso? Vieni, vieni. Come no? Subito. Ciao. Pronto? Pronto, Paola? Qui è zia Daniela. Senti, vieni subito in ufficio da me. Voglio presentarti una persona. Vieni? Bene, ciao. Dopo un muduri, uno ciubotte
come te. E così ti hanno licenziato. Evidentemente hai voluto approfittare di qualcuno. Ti sarai messo a fare il Don Giovanni. A insidiare ragazze di buona famiglia. E così ti ritrovi in queste condizioni. Ma che dici? Io non ho approfittato mai di nessuno. E invece sì. Hai messo gli occhi sulla dote di Paola perché non hai mai voluto lavorare ma vivere alle spalle degli altri. Ti conosco bene io. E ora che cosa vuoi qui da me? Non sono venuto a cercare soldi, ma un lavoro. Solo lavoro. Non ti vergogni di chiedermi ancora aiuto. Non sono più a tua disposizione. E capirai perché. Adriana? Sì, signora. Per cortesia, faccia entrare mia nipote. Ciao, zia Daniela. Niente imbarazzo, vi conoscete già? Vieni, cara, accomodati. Lui è un disoccupato cronico alla ricerca di una dote che gli risolva la vita. Ecco il tuo grande amore. È un bugiardo, altro che un sentimentale, e si spaccia per figlio di ricco mobiliere e vedovo, come ha cercato di farti credere. Quest'uomo è stato mio marito e da lui disgraziatamente ho avuto un figlio. Questo è il motivo per cui lo ricevo e lo aiuto. Allora lo abbandonai perché era un fallito e tale è rimasto. La sua carta d'identità non ha subito modificazioni. Ecco, te lo presento quale veramente è, un pezzente. Ma che stai dicendo? È tutto vero. Ma com'è possibile? Hai osato prendermi in giro. E io che mi sono lasciata toccare da te. Sei un essere immondo. Mi vergogno di ogni minuto passato con te. Vattene via. Non ti voglio più vedere. Vattene via. Mi dà fastidio il solo pensiero che uno come te possa esistere. Sei un bugiardo. Sei un vigliacco. Ma non è vero. Io non sono un bugiardo. Vattene. Lascia che ti spieghi. Ma che vuoi spiegare? Non c'è niente da spiegare. Hai ragione. Niente. Andate al diavolo voi e il vostro mondo di merda! Ehi, Maria Esposito! Uè, Don Vigè, come state? Io sto un buono. Sei tu che stai malamente. Malamente. Sì, stai malamente. A Napoli non c'hai a mettere più piede. Stai dando troppo fastidio. A te ne entra domani sera, senza proroga. Altrimenti... Altrimenti? E facciamo a base ricovero per clinica ortopedica con una paziente permanente. Ma che state dicendo? Ma insomma non sa niente. Sei spiegato buono. Ti faccio diventare cliente o cardarella, se tu non sparisci a Napoli. Ma Don Vigè, ma che state dicendo? Parlate. Insomma, tu a Napoli non ce la sta più perché saranno troppo fastidio. Non hai capito niente che te ne hai a Napoli. Parla, Don Vigè. Ricita. Va buono, mo te spiegano loro. No, ma lasciate. Ora vedremo se lo capisci. Uè, Sal. Ciao, Lo sai che bello? Ma proprio non me lo dici chi t'ha zia dato? Daniela. Ma va a fare un giretto? Certo. Corri. Oh, Sal! Ah, Sal! Mamma mia, che è successo? Guaglione! Si è fatto male! Portiamo all'ospedale! Facciamo un presso! Ah, così, sollevata! Ma guardate un poco che cadute che avete pigliato. Ma come avete fatto? Proprio a voi doveva capitare che siete tanto una brava persona. Non so, Quanto ci mi vuole. dispiace. Oh, va. Ho fatto. Come dai a mettere?
Alcol, Alcol. cerotto. Cerotto. Bisturi. Ma che già fanno operazione? Pinze. Mo faccio meccanico. Chi è il padre di Salvatore? So io. Salvatore ha avuto un incidente. Ma che è successo? Stavo Gardarelli. O figlio mio ha avuto un incidente. Un incidente. Andiamo all'ospedale, andiamo tutto quanto. Andiamo pure noi. Andiamo, fammi presto, fammi presto. Sì, sono io. Mister. Oh, Mr. Christ, come va? Volevo avvisarvi che Sal ha avuto un incidente. Come? Oh mio Dio. E che si è fatto? Non lo sappiamo ancora. Comunque siamo a Cardarelli. Detto, ma come sta mio figlio? Nulla di grave, fortunatamente. Solo una lussazione a livello dei legamenti del ginocchio ed escoriazioni multiple. Tra pochi giorni potrà tornare a casa. Allora posso stare tranquillo? Certo, certo. Grazie. Hai sentito Mario? Oggi tu hai avuto una grande grazia a San Gennaro. E sono sicuro che San Gennaro può essere ringraziato da te. E secondo voi, come l'avesse ringraziato? Come? Tuo figlio ha da sapere che Daniele è la mamma. Voi siete pazzi. Non ci ho pensato proprio. E allora lo pazzo sei tu. Ma non ci hai pensato? Che se Salvatore moreva, tu portavi uno scrupolo per tutta la vita. Perché che è la mamma? Vedi, Salvatore ha da sapere che Daniele è la mamma. Hai capito? E chi ci dice? Io. Salvatore. Salvatore? Guido, no. Meno male che tutto è finito bene. Però tu facci stare tranquillo con sto motorino. Falla pa maronna. Non vi preoccupate più. Da oggi non vi preoccupate più, dalle no. Io non vado più per strade trafficate. Me lo prometti? Lo giuro. Vabbè. Senti, Sal, se ti dicessi che sta venendo tua madre, saresti contento? Mia madre, volete scherzare? È tornata dal suo viaggio con il nonno. È tornato e sta venendo qua. È bella, mamma mia. Mo dice sempre papà. Molto bella. Voi l'avete conosciuta? Ma anche tu la conosci? Io la conosco. E chi è? È Daniela. Daniela? Ma non è possibile. Non me l'hai mai detto. E poi perché? Adesso non ti posso spiegare. Anche perché non capiresti. Quando ti farai più grande, saprai. E quando viene? Quando arriva? Sicuro che lo sa. Lo sa, non ti preoccupare. Tieni pure coraggio, Manica, sì. Vedi cosa è successo tu e i tuoi soldi. Se non gli avessi comprato il motorino, mio figlio ora starebbe bene. E non qui in ospedale. Oh Mario, smettila. Dimmi soltanto come sta. Ha bisogno di me. Terza stanza a destra. Grazie. Sal.
Beh, io vado fuori. Vado a fumare un sigaro. Come messo? Grazie. Vedo che stai bene. Meno male. Che spavento mi hai fatto prendere. Appena sarà possibile faremo delle gite in barca. Ti piace tanto andare in barca, vero? E andremo anche in crociera. E ti comprerò tante cose. Tante. E non finiremo mai di giocare insieme. Mai. Ma